Custodito da 119 anni nel giardino di Palazzo Berlandis, nel sestiere di Dorsoduro, c'è un pezzo unico della storia di Venezia. Il resto più grande, tra quelli giunti fino a noi, del campanile di San Marco originale, crollato il 14 luglio 1902. Per raggiungerlo bisogna attraversare una calle privata, una suggestiva corte interna, un altro corridoio e infine eccolo lì, il cosiddetto toqueton, il pezzettone. Qua dietro erano tutti campi e giardini, sembra che qua ci fosse anche una stalla o comunque zone di cavalli, balle di fieno probabilmente, e fosse arrivato attraverso questo archeologo Arbib Salvatore, che è andato là probabilmente in Piazza San Marco, ha pagato un obolo come donazione, era previsto così, e si è tenuto questo grande pezzo, il toqueton. Sono stati gli attuali proprietari del giardino ad avvisare Vittorio Baroni, ideatore del progetto El Parón de Casa, come affettuosamente chiamato il campanile di San Marco a Venezia, dell'esistenza di questo straordinario reperto. Io l'ho sempre visto qua da quando mio padre negli anni 80 ha acquistato il giardino, però se devo essere sincero io quando ero bambino scavalcavo, entravo dentro, qua era una grande piantagione di fagioli e noi giravamo intorno ai fagioli e saltavamo su questo tocchetton, però non ce ne davamo conto che avesse un'importanza e francamente non ce ne siamo resi conto per moltissimi anni. Il più grande resto conosciuto del vecchio campanile di San Marco sarà oggetto di studio della Soprintendenza e dell'Università di Venezia. Dopo il crollo del 1902 gran parte delle macerie furono sparse nel Mar Adriatico, ma molti mattoni oggi stanno arrivando alla spiaggia del Lido, trascinati dalla corrente. Da qui nasce il progetto El Parón de Casa. È un progetto che come comune vogliamo sostenere e che trova una rete di istituzioni che lo supportano perché ha anche un grande valore educativo, difatti ci sarà un grande lavoro anche con le scuole. Io credo che ritornare e riscoprire le nostre radici, la nostra storia in un momento così particolare per il mondo, credo sia un bel modo per fare comunità.